canta il celebre brano un gruppo irripetibile che si ripeterà per l'ultima volta fra un mese o due. Aggiungerei un commento sintetico, Elio e le storie tese, una eccezionalità in tempi dispari. Perché anche un po' lascia un po' di mistero. Ma non è che un po' ce l'hanno anticipato, non è che fate come i Pooh, 8 tour dopo l'addio. No. I Pooh sono inarrivabili, anzi se vogliamo diciamo così dire le cose come effettivamente stanno, noi ci siamo già sciolti, cioè non è che ci scioglieremo, ci siamo già sciolti e ora andiamo in giro a cantare per tutti quelli che non hanno assistito alla cerimonia dello scioglimento, ma andiamo in giro da gruppo già sciolto, quindi pure questa è una roba eccezionale e irripetibile. È un concetto molto difficile da accettare e da capire, però vi aiuto con una metafora. Anche Hawking faceva di quando gliel'abbiamo detto. Vi aiuto con una metafora astronomica. Quando gli astronomi, che di stelle comunque di pianeti se ne intendono, ci dicono che possiamo vedere una stella che in realtà è esplosa magari da 5-10 anni, ma ne vediamo ancora l'imago perché la luce ci mette tanto tempo, ecco, questa è l'immagine perfetta. Gli Elio e le storie tese li vedete ancora, benché siano esplosi, così tanto esplosi il 19 dicembre scorso. E poi c'è questo obiettivo di